Dunque, il giornalista napoletano Roberto Minervini scrisse che Salvatore Di Giacomo, come ho detto prima anche, preferiva andare in osterie nascoste anziché nei grandi ristoranti. Perché c'era un motivo, a parte che le pietanze erano casarecce, quindi la cucina casareccia è sempre quella più buona, ma gli piacevano tanti posteggiatori, che tra una pietanza e l'altra, sapete, quando si mangiava pasta e fagioli, la zuppa di soffritto, spaghetti alla vongola, e gli suonavano la canzone, ma non soltanto per lui, per tutti gli avventori del ristorante, e suonavano queste belle canzoni, lui rimaneva trasognato ascoltando queste persone. Una cosa però lo infastidiva, quando si sentiva indicare come l'autore di Mare Chiaro. Non so perché si infastidiva, perché un capolavoro come quello, eppure a lui non stava bene. Una sera al Gambrinus gli fu presentata dai suoi amici una signora, la quale, quando sentì parlare di lei è Salvatore Di Giacomo, complimenti, lei ha scritto Mare Chiaro. E lui infastidito dice, ha già capito, statevi pure. E con un cenno della mano se ne andò via proprio disturbato. Voleva che gli fossero ricordati anche altri capolavori. Invece tutto quanto Mare Chiaro, va bene? Allora, siamo in un periodo invernale, si avvicina anche il Natale, quindi siamo quasi in tema. Ed è giusto il momento di ascoltare un altro capolavoro. Dico capolavoro perché è così. Un capolavoro di Salvatore Di Giacomo è musicato da Enrico De Leva. Si intitola Anuvena, risale all'anno 1888 e naturalmente quando si parla di Anuvena, quando si parla di Natale, i protagonisti sono sempre loro. Fino a che ci sarà il mondo sarà sempre così. Una voce, un pianoforte, una chitarra e Antonio Siano. Zambugnare no paese fora, assai qua somiglianza alla moglie. Se parte per Napoli, buon'ora, cantando all'era, 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 zambugnere sospiro pappaglio bambiniera senza manca miseria una coperta. Dormiva miesa vacchio ciucciariella con l'occhio agnoso e capo che l'aperta. Che bella faccella, che bella rasella faceva Gesù. Madonna, cantava cora mia ma nonna nonna.
21, 22 nome una lettera alla Lucanda. Sta lettera veneva da paese e sotto era firmata Marianna. Sto bene in salute e così spero sentire di te. Sono sgravata e due figli hanno già fatto una figliata. Scendi dalle stelle ore del cielo e noi pigliamo e guai più allegramente. Tassa casa caruta, fredda e gela, figliazza funne eppure non fa niente. Sparate, sparate, che è nato Gesù, Gesù bambino. E a Vergine